Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie Sveva, oggi risalutiamo la nostra Sveva che per oggi sostituisce Natalia. Un abbraccione a tutti i nostri 14 radioascoltatori, gatti compresi, soprattutto alla nostra grande Tina. Un abbraccio a Matteo come sempre, all'amico Matteo. E da 2 anni a questa parte noi abbiamo iniziato un percorso riflettendo in modo molto semplice, a braccio, come fossimo seduti a tavola in famiglia, stiamo riflettendo sulla democrazia, sul suo concetto, sulla sua effettiva applicazione. E siamo partiti dalle origini, abbiamo la Grecia antica, ma prima ancora ci sono degli elementi di richiamo alla democratos, al potere che è in capo al popolo. E abbiamo percorso i tempi, i secoli, guardando a punti cruciali dove la democrazia in qualche modo dà qualche segnale di esistenza e di effettività. In particolare abbiamo visto nel Medioevo i comuni che, vittoriosi nei confronti del grande imperatore Federico I di Hohenstaufen, detto il Barbarossa, si siedono al tavolo della pace di Costanza e si siedono e i rappresentanti sono rappresentanti del popolo delle singole città. Abbiamo visto che la grandezza, la grande civiltà, la grande cultura italiana nasce, si afferma nell'Italia comunale, nell'Italia delle diversità, dei grandi agglomerati popolari che hanno comunque il popolo come base essenziale, senza il quale non si può andare da nessuna parte. Firenze, Parma, Reggio, Modena, Milano, Venezia sono l'iridescente grandezza dell'Italia. Scende l'imperatore Carlo in Italia e questa grandezza, questa cultura, questo primato di civiltà cessa e permane in qualche modo a Venezia più che altro, cessa e riprende nell'Ottocento, dopo la caduta dell'impero napoleonico, riprende con l'idea di nazione. I potenti di allora devono fare riferimento al popolo per poter in qualche modo stare in piedi. Il nazionalismo, o meglio, la coscienza nazionale che riprende, e dalla coscienza nazionale l'importanza del popolo. Arriviamo alla metà dell'Ottocento e anche il Papa, il più grande dei sovrani, il più grande per ruolo, il rappresentante di Dio in terra, il vicario di Cristo, e il quale ritiene, e lo dice, che senza le terre sulle quali domina nel modo più totale, perché lui è rappresentante di Dio, non può esercitare la sua missione. Quindi si dichiara, il Concilio Vaticano I lo dichiara infallibile, sia pure nella materia religiosa, però quando uno è dichiarato infallibile poi è un po' difficile stabilire i confini di questa infallibilità. Di fatto si dichiara infallibile in tutto. E scomuniche da tutte le parti, accuse di sacrilegio verso chi gli ha tolto il dominio sui territori. Lì nasce proprio nel mondo cattolico, in quel mondo cattolico che al 98%
rappresenta l'Italia di allora, nasce il dibattito, si discute. Il non expedit di Pio IX poco alla volta viene messo comunque in discussione. Si parte da una presa di posizione a favore delle ragioni del Papa per cominciare a prendere atto del fatto che comunque il potere è cambiato, la società, il popolo deve continuare a vivere, a operare, e Papa o non Papa, a questo punto si distingue fra quello che è il potere spirituale, il potere dottrinale, una effettiva rappresentanza di Cristo in terra rispetto al potere temporale, rispetto al potere politico. E è nel mondo cattolico che la discussione avanza, tanto che nel 1891, con la enciclica Rerum Novarum, Leone XIII tira fuori, mette sul piatto, ed è una novità strepitosa, la questione sociale, cioè praticamente i problemi del popolo come tale. La questione sociale che afferente a tutta la cattolicità, quindi non solo all'Italia. Principalmente è chiaro che è rivolto all'Italia perché è in Italia, l'Italia è il luogo dove al Papa sono stati sottratti i terreni, anche la sedia su cui siede, sta seduto. Però è rivolto a tutti. E una Chiesa che fino a quel momento, Chiesa cattolica, le gerarchie, è stata chiusa alla modernità, completamente chiusa, nel momento in cui perde il potere, è costretta e ha l'iniziativa, il popolo cattolico ha l'iniziativa di guardare alle questioni effettive, all'effettività, quell'effettività che sotto il profilo delle idee si polarizza in due aspetti che sono tuttora tranquillamente presenti, sono quelli che caratterizzano esacerbati la situazione attuale. Il liberismo di George Stuart Mill domina il mercato è l'idolo da seguire nella vita di tutti i giorni, quindi se serve schiavizzare qualcuno lo si schiavizza perché così vuole il mercato, e se i prezzi sono troppo alti perché la manodopera costa troppo, e la manodopera che deve essere pagata meno, quindi il servaggio della gente, la schiavizzazione, i servi della gleba, un feudalesimo della peggior specie, e dall'altra parte l'idea socialista di Karl Halevi Marx, il quale ritiene che ciò che viene prodotto da chi ha il denaro, da chi ha la ricchezza, in realtà è di proprietà del proletariato, cioè di colui che produce, del lavoratore, onde la proprietà dei padroni è un furto, i beni spettano ai lavoratori, che sono pagati in modo non dignitoso, nel modo più bestiale che si possa immaginare, spetta a loro e è lecito utilizzare qualunque mezzo per sottrarre la ricchezza al detentore attuale e portarla dove? Portarla nelle strutture nelle quali la massa degli operai, la massa dei proletari, viene stilata, e ovviamente quella ricchezza non andrà mai a quella massa, ma a chi quelle strutture comanda, a chi sta a capo, ed è la storia del cosiddetto socialismo reale, del comunismo. Il Papa, i cattolici, ritengono che debba esistere una terza via e in qualche modo la individuano anche, cioè ritengono che il grave errore sia stato quello di aver abolito un secolo prima, nel 1791, le corporazioni dei comuni, ritengono quindi che i comuni siano comunque il sistema di autonomie comunali, sia comunque il sistema mediante il quale il popolo viene tutelato, quindi la questione sociale
può essere affrontata e poi, non avendo altri strumenti tecnici da porre, anche perché rifiutano di guardare in Svizzera. La Svizzera è calvinista, è protestante, si fa peccato. Allora si faceva peccato anche solo a gettare lo sguardo su un edificio sacro protestante, quindi alla larga, non si guarda lì e non ci sono gli strumenti istituzionali per poter fare in modo che il popolo abbia la possibilità di esercitare un effettivo potere che gli spetta, quel kratos che gli spetta, e quindi si invita la Rerum Novarum, l'enciclica Rerum Novarum dice quello, si invitano le due fazioni, i portatori delle due ideologie, quella del mercato, i padroni, quella socialista dei proletari, a avere un comportamento etico, in qualche modo, volemo se bene, a mettersi d'accordo. Non è ovviamente il riferimento morale e etico, non è evidentemente un riferimento stabile, utile in sé. Abbiamo visto che nello sviluppo di questa grandissima enciclica, che mette al fondamento, e questo è molto importante, l'uomo, la persona, è un richiamo che ritroviamo nell'enciclica Magnifica Humanitas emanata pochi giorni fa da Leone XIV. L'uomo, la sua dignità, e l'uomo e la sua dignità che non può soggiacere né al mercato né alle strutture del socialismo. L'uomo, la persona, sono altro, sono il centro, sono il tramite soltanto mediante il quale Dio può avere rapporti con l'umanità, altrimenti si nega tutto. Nell'un caso e nell'altro siamo di fronte ad idoli, degli idoli, e non a un trascendente, cioè alla consapevolezza. Trascendente significa poi, tradotto in termini molto umani, la consapevolezza che l'uomo è limitato, che l'uomo ha dei limiti e che non può avere la verità in tasca. La verità in tasca suppongono di averla i socialisti, da un lato, suppongono di averla di fatto, in pratica, i liberali, i padroni. Abbiamo visto, quindi, abbiamo il percorso Pio X, sottovalutatissimo pontefice, in realtà efficacissimo. Il suo catechismo è uno strumento per l'epoca modernissima, frasi brevi da imparare a memoria, principi, valori e senso imparati a memoria, così si educa il popolo. Perché? Perché la stessa Chiesa si rende conto che per poter avere una democrazia, cioè un potere del popolo, occorre che il popolo abbia un minimo di conoscenze, di strumenti idonei per esercitare quel potere. Perché non è che tu puoi guidare un'automobile se non hai la patente, nel senso che se non la sai guidare. Si mette al volante uno che non ha mai visto l'automobile, si schianta dopo 30 secondi, forse anche meno. Ora, questo è l'indirizzo che viene preso dalla Chiesa, all'interno della quale si formano idee diverse che sono, da un lato, si ritiene che in contrapposizione ai due partiti esistenti, il partito della socialisti e i liberali, quindi i padroni e la massa del proletariato che si ritiene derubata, ma derubata in toto, ritiene che la ricchezza accumulata dai padroni sia in realtà di propria spettanza, e ritengono che
sia utile avere, sia necessario avere un terzo partito, un partito a termine, un partito che porti alla realizzazione dei principi, dei valori del senso espressi nell'enciclica Rerum Novarum. Quindi lì nasce l'idea del Partito Popolare di Don Sturzo. Un'altra parte del mondo cattolico, quello facente capo alla costituenda Università Cattolica, era riconosciuta da Benedetto XV durante il periodo della Prima Guerra Mondiale, verrà istituita l'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Un'altra parte invece ritiene che il partito sia sviante, sia fuorviante e si debba invece procedere sul piano dell'educazione del popolo, fornire quegli strumenti culturali necessari, indispensabili, perché poi il popolo possa effettivamente regolarsi da sé e esercitare il suo potere. Non lo si può dire tanto ad alta voce, perché in quell'epoca il mondo è pieno di imperatori, di principi, di duchi, granduchi e compagnia cantante. Imperatori, c'è di tutto. Ma non c'è, salvo che in Svizzera, non c'è una democrazia da nessuna parte. Quindi educare il popolo per una futura democrazia. È il pensiero dei fondatori dell'Università Cattolica, è il pensiero che sarà poi di Pio XI, il quale alla fine della guerra succederà a Benedetto XV genovese, Benedetto XV. Abbiamo detto la guerra, il perché della guerra. La guerra ha tante cause, per carità, l'assassinio di Sarajevo, le questioni coloniali, di tutto e di più. La decadenza stessa della monarchia tedesca, la quale tutto sommato era un po' un aggregato di omosessuali sostanzialmente, e i quali però si opponevano alla guerra. In Germania l'omosessualità era un reato punito e indubbiamente tutti gli scandali maturati nella corte di Berlino, combinati poi nel fatto che uno dei generali era morto di infarto sul palco mentre era vestito da ballerina, quindi insomma per l'epoca era una cosa pesantissima, indebolito da quello consente di far prevalere l'idea generale di questi duchi, granduchi, principi, re e imperatori, e cioè rispetto a un popolo che si sta muovendo, che si sta di nuovo ribellando, bel crogiuolo di sangue, e in questo modo lo facciamo sfogare lì, e in questo modo diamo nuove idee, nuove valorizzazioni di eroi di qua, di eroi da una parte, di eroi dall'altra, e sistemiamo più o meno la questione. Io credo che alla fine, mai detto, poco detto, ma alla fine il vero motivo per cui scoppia la Prima Guerra Mondiale è proprio quello. Fare in modo che con un olocausto terrificante, quale è stato quello della Prima Guerra Mondiale, si acquietassero, questa era la speranza, si acquietasse la volontà del popolo di contare di più, di essere qualcuno. Teniamo conto, lo ripeto, che all'epoca soltanto il 5% della popolazione era classificata fra coloro che sapevano leggere e scrivere, ma quel 5% c'erano anche quelli che mettevano semplicemente la firma, ma non sapevano neanche cosa significasse di preciso. In realtà la culturata era il 2% della popolazione. Ora, in questo clima, con un popolo ignorante che si ribella, quindi difficile da contenere, credo che uno dei motivi principali sia proprio quello, si dice il nazionalismo, sì,
prendere il popolo, farlo massacrare con contro altri popoli in nome di finalità e esaltazione che sono tutte da capire. Teniamo conto che prima dell'entrata in guerra da parte dell'Italia l'impero austriaco aveva offerto al Regno d'Italia le città di Trento, Trieste e le terre limitrofe come risarcimento. Gliele concedeva e diceva benissimo, tu vuoi quello, io te le do e tu non entri in guerra. Quindi combattimenti, sangue da tutte le parti. Il motivo, a mio modesto avviso, uno dei motivi, proprio quello di dire in questo modo facciamo sfogare il popolo, li facciamo massacrare, ci saranno squilli di tromba e grandi esaltazioni e lì la finiamo, la chiudiamo. Peraltro in tutta Europa, questo riguarda più specificamente la Chiesa Cattolica, in tutta Europa i vescovi esaltano, sono a favore, in Italia compresa, sono a favore dell'ingresso dei rispettivi stati nella guerra e vanno rispettivamente a benedire le armi e i soldati che andranno al fronte. Quindi sotto questo aspetto è un po' la benedizione di un popolo che proprio a tutti i desiderata dei potenti, imperatori, principi, re e compagnia, non ci sta. È un crogiuolo di questo tipo che esplode col massacro, la prima guerra civile europea, col massacro della prima guerra mondiale, che è una tragedia. L'Europa si rompe anche perché vengono chiamati per essere aiutati come aiuto essenziale in guerra, vengono chiamati in guerra gli Stati Uniti d'America, che per la prima volta mettono piede sul continente europeo. E da lì abbiamo visto la seconda guerra mondiale e abbiamo visto ora, da lì nasce l'impero statunitense. Ora, il crogiuolo di sangue e nazionalismo, il popolo che in qualche modo diventa protagonista in guerra, ma con la pace di Versailles 1919, una pace folle perché si vuole punire lo sconfitto, la Germania, in una maniera pazzesca, specialmente per volontà della Francia che vuole vendicarsi anche della sconfitta di Sedan. La Germania viene letteralmente massacrata, l'Italia la chiamano la vittoria amputata, ha vinto la guerra ma non ha ottenuto niente, ma la Germania viene massacrata e vengono poste le ragioni, le radici per quella che sarà poi l'altra guerra civile europea, l'altro olocausto europeo, cioè la seconda guerra mondiale. Bene, 1919, pace di Versailles, si costituisce un ente, ed è qui la parte socialista, attraverso le strutture la società sarà perfetta, verrà gestita in modo perfetto. Viene costituita la Società delle Nazioni per regolare i rapporti internazionali. Dopo pochissimo tempo, 1 anno e mezzo, 2, fallisce, così come oggi vediamo è fallita perché è costituita sullo stesso criterio, su stessi concetti, l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che è né più né meno che la replica con una forma di controllo diversa, ma la replica della Società delle Nazioni voluta dal presidente americano Wilson, democratico, di ispirazione in qualche modo socialista. Il fallimento delle strutture. Non sono le strutture quelle alle quali, le quali possono rappresentare sono legittimate a rappresentare popoli. I popoli hanno i loro organismi di rappresentanza, hanno le loro forme di gestione interna e di rappresentanza esterna. I popoli, non le strutture,
create dal nulla. La Società delle Nazioni, come poi adesso l'ONU, sono l'esempio del fallimento di una concezione strutturale della politica. Ora, finita la guerra, si pensa di ricostituire che tutto ritorni come prima. Chi ha vinto, chi ha perso, ma l'imperatore da una parte, il re da quell'altra, il principe da quell'altra ancora. No, non è più così. Quel crogiuolo comunque ha funzionato. Quel crogiuolo ha creato un distacco, ha creato degli elementi di stacco all'interno della società, tali per cui occorre cambiare e le diverse opinioni si scontrano irrimediabilmente tra di loro. Di questo scontro successivo alla prima guerra mondiale cominceremo a parlare sabato prossimo alla stessa ora, a Dio piacendo. Un abbraccio ai nostri radioascoltatori, un abbraccione grande grande alla nostra grande Tina, un abbraccio a Matteo e un saluto e una risentirci. Avete ascoltato Centro Ronchi. In quanti ti promettono trasparenza